La regione del Veneto è un territorio dalle innumerevoli vocazioni, frutto della sua storia e della sua vitalità, volto all'innovazione, all'eccellenza e all'internazionalizzazione. È consapevole delle sfide che deve affrontare per proseguire il proprio percorso di innovazione e modernizzazione. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione e nella formazione, puntare sull'innovazione e le nuove tecnologie, rendere più efficiente la pubblica amministrazione sono infatti alcuni dei temi al centro dell'agenda regionale. La Regione del Veneto, per affrontare queste sfide, può disporre di un apposito fondo messo a disposizione dall'Unione Europea, il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede ogni 7 anni la costruzione di un programma operativo condiviso tra la Regione e la Commissione Europea, sulla base dei bisogni e delle necessità del nostro territorio. Nell'attuale programmazione 2014-2020, la Regione del Veneto, nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dispone di 764 milioni di euro per interventi rivolti all'occupabilità, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, il miglioramento della capacità istituzionale. L'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, designata autorità di gestione del Fondo FSE, mette a disposizione le risorse attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. I principali beneficiari destinatari del Fondo FSE sono i cittadini, giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, persone in condizione di svantaggio, oltre alle imprese e alla pubblica amministrazione. Con il Fondo Sociale Europeo, messo a disposizione dall'Unione Europea e dalla Regione del Veneto, la formazione cresce, l'occupazione cresce, l'inclusione cresce, il Veneto cresce. Sono Giuseppe Sartori, ho 60 anni e vivo a Breganze. Ho sempre lavorato come area manager commerciale per varie aziende e per questo motivo ho viaggiato molto, sia in Italia che all'estero. Ho perso il lavoro per il mancato rinnovo del contratto. Nonostante la mia esperienza, non sono riuscito a trovare una nuova occupazione a causa della mia età. Mi sono recato presso il Centro per l'Impiego per la domanda dell'assegno per il lavoro, un finanziamento messo a disposizione dal Fondo Sociale Europeo per contrastare la disoccupazione di lunga durata, supportando i disoccupati over 30 nella ricerca di un nuovo lavoro. Il Centro per l'Impiego mi ha dato una lista di enti accreditati presso i quali usufruire dei servizi previsti. Dopo un'analisi ho scelto l'ente che mi ha accompagnato in questa esperienza. Il Centro per l'Impiego ha definito il mio profilo di occupabilità, ovvero il grado di aiuto di cui necessitavo per la ricerca di un nuovo lavoro, e che definisce il valore dell'assegno. Visti i miei anni, la mia situazione economica e lavorativa, ho ottenuto il massimo livello di aiuto. Dopo il primo appuntamento con l'ente, ho sottoscritto la proposta di politica attiva contenente il dettaglio delle attività da svolgere. Grazie all'assegno per il lavoro, ho ricevuto servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro e formazione. Il percorso è stato definito da un tutor. Ho seguito un corso di project management, interessante non solo per gli aspetti formativi, ma anche per gli scambi di esperienze con gli altri partecipanti. È stato un confronto utile, sia per gli aspetti professionali, ma anche per quelli umani. Ho svolto questo percorso con fiducia, in un momento di difficoltà. Mi hanno preso per mano e ho affrontato questo periodo buio a testa alta. Grazie a questa esperienza ho trovato una nuova opportunità e ora sono export manager presso un'azienda del settore alimentare. La Regione del Veneto è un territorio dalle innumerevoli vocazioni, frutto della sua storia e della sua vitalità, volto all'innovazione, all'eccellenza e all'internazionalizzazione. È consapevole delle sfide che deve affrontare per proseguire il proprio percorso di innovazione e modernizzazione. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione e nella formazione, puntare sull'innovazione e le nuove tecnologie, rendere più efficiente la pubblica amministrazione sono infatti alcuni dei temi al centro dell'agenda regionale. La Regione del Veneto, per affrontare queste sfide, può disporre di un apposito fondo messo a disposizione dall'Unione Europea, il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede ogni 7 anni la costruzione di un programma operativo condiviso tra la Regione e la Commissione Europea, sulla base dei bisogni e delle necessità del nostro territorio.
Nell'attuale programmazione 2014-2020, la Regione del Veneto, nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dispone di 764 milioni di euro per interventi rivolti all'occupabilità, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, il miglioramento della capacità istituzionale. L'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, designata autorità di gestione del fondo FSE, mette a disposizione le risorse attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. I principali beneficiari destinatari del fondo FSE sono i cittadini, giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, persone in condizione di svantaggio, oltre alle imprese e alla pubblica amministrazione. Con il Fondo Sociale Europeo, messo a disposizione dall'Unione Europea e dalla Regione del Veneto, la formazione cresce, l'occupazione cresce, l'inclusione cresce, il Veneto cresce. Sono Giuseppe Sartori, ho 60 anni e vivo a Breganze. Ho sempre lavorato come area manager commerciale per varie aziende e per questo motivo ho viaggiato molto, sia in Italia che all'estero. Ho perso il lavoro per il mancato rinnovo del contratto. Nonostante la mia esperienza, non sono riuscito a trovare una nuova occupazione a causa della mia età. Mi sono recato presso il Centro per l'Impiego per la domanda dell'assegno per il lavoro, un finanziamento messo a disposizione dal Fondo Sociale Europeo per contrastare la disoccupazione di lunga durata, supportando i disoccupati over 30 nella ricerca di un nuovo lavoro. Il Centro per l'Impiego mi ha dato una lista di enti accreditati presso i quali usufruire dei servizi previsti. Dopo un'analisi ho scelto l'ente che mi ha accompagnato in questa esperienza. Il Centro per l'Impiego ha definito il mio profilo di occupabilità, ovvero il grado di aiuto di cui necessitavo per la ricerca di un nuovo lavoro, e che definisce il valore dell'assegno. Visti i miei anni, la mia situazione economica e lavorativa, ho ottenuto il massimo livello di aiuto. Dopo il primo appuntamento con l'ente, ho sottoscritto la proposta di politica attiva contenente il dettaglio delle attività da svolgere. Grazie all'assegno per il lavoro, ho ricevuto servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro e formazione. Il percorso è stato definito da un tutor. Ho seguito un corso di project management, interessante non solo per gli aspetti formativi, ma anche per gli scambi di esperienze con gli altri partecipanti. È stato un confronto utile, sia per gli aspetti professionali, ma anche per quelli umani. Ho svolto questo percorso con fiducia, in un momento di difficoltà. Mi hanno preso per mano e ho affrontato questo periodo buio a testa alta. Grazie a questa esperienza ho trovato una nuova opportunità e ora sono export manager presso un'azienda del settore alimentare. Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo webinar. Prepariamoci al futuro, il Fondo Sociale al fianco delle persone. Allora, perché facciamo questi webinar? Questo è il secondo, li facciamo perché in qualche modo siamo nella programmazione 2014-2020, ma ci stiamo preparando alla programmazione 2021-2027, anzi a breve riprenderemo il confronto con il tavolo di partenariato che sostanzialmente abbiamo interrotto più o meno un anno fa. Abbiamo altri due webinar in programma venerdì prossimo, un webinar che si chiamerà Nuove competenze per il lavoro che cambia, e poi il mercoledì successivo, il 31 marzo, non la mattina ma il pomeriggio, una tematica specifica che riguarda gli operatori sociosanitari. In un momento come questo direi una figura molto importante. Vi illustro alcune specifiche di carattere tecnico. L'evento è registrato e sarà visibile nel nostro sito fse1420.regione.veneto.it. Tutti i microfoni li abbiamo silenziati, insomma, per avere un miglior audio. Durante l'evento potete fare delle domande ai relatori tramite la funzione domande che trovate sotto l'icona a forma di punto di domanda. Se cliccate comparirà appunto uno spazio dove potete digitare i quesiti. Ovviamente a seconda del numero di domande che ci saranno vedremo se riusciamo a rispondervi tutti durante il webinar oppure eventualmente vi risponderemo poi via mail. Comunque nel sito saranno pubblicati tutti i materiali che oggi verranno illustrati
dai relatori. Al termine del webinar vi chiediamo cortesemente di restare collegati perché lanceremo un breve sondaggio sui temi che saranno affrontati oggi e che ovviamente appunto ci serviranno anche in proiezione sulla nuova programmazione, quindi è particolarmente importante anche raccogliere il vostro contributo. Allora, questa ora e mezza che passeremo insieme si aprirà adesso con l'intervento dell'assessore Rinaldo Razzan, che ci farà insomma non solo un saluto, non fa mai solo saluti, ma insomma farà alcune considerazioni sul tema. Poi farò un breve intervento io, poi darò la parola al professor Stefano Campostrini, che è professore ordinario di statistica sociale qui all'Università Ca' Foscari di Venezia, insomma, che ormai da molti anni collabora anche con noi, che si soffermerà sulle strategie regionali per la promozione dell'innovazione sociale, e poi interverrà Marco Riva, che è un Social Innovation Manager, esperto dei processi di innovazione in campo sociale e economico, che ci parlerà dell'innovazione sociale nelle politiche pubbliche, modelli e buone pratiche. Poi appunto ci sarà un po' di spazio per eventuali domande. Bene, allora buon webinar a tutti, cedo la parola all'assessore Donazzano. Grazie. Grazie mille al dottor Romano per avermi dato immediatamente la parola. Buongiorno a tutti. Io oggi tenevo molto a questo webinar per il tema trattato, per lo sguardo nella presente che ci ovviamente fa modificare, ci ha fatto modificare molti degli approcci che noi avevamo. Parlo in generale, ciascuno di noi è stato modificato nelle proprie relazioni, nel proprio vivere, anche nella propria dimensione familiare con Covid. L'abbiamo quindi questa modifica sociale che ha un po' attraversato la nostra vita personale, la nostra vita di relazione, la nostra vita di comunità, anche ovviamente deve avere permeato le scelte della Regione del Veneto, e il mio grazie va alla Regione, all'area che è presidiata ultimamente dal dottor Romano, per essere sempre così in grado di leggere i bisogni. Oggi il tema è proprio quello, no? Quali bisogni? Quali bisogni si sono manifestati, come è modificata la nostra, non solo la nostra vita, ma la nostra struttura della società. Perché alcuni numeri che vi darò, io di solito non do numeri perché non sono in grado di farlo, principalmente lo lascio al professor Campostrini, sia il tema dei numeri che l'analisi, però l'analisi del contesto ci impegna, ci ha sempre impegnato a non decidere in base alla emotività, che pure è parte della nostra vita, delle nostre scelte, anche delle scelte di una pubblica amministrazione, sapete, quando si preferisce una cosa ad un'altra, quando si dà una priorità o un'altra, ha a che fare anche con lo stato di emotività. Covid ha travolto anche questo, ma certamente a partire da dei dati e delle analisi. La prima questione sui nuovi bisogni è che il Veneto ricco, almeno così considerato da larga parte di chi giudica di noi, non è poi così tanto ricco, nel senso che il nostro contesto di reddito, di trasformazione, di perdita di lavoro, di perdita di certezze ha portato ad una modificazione financo nei bisogni primari. Ciò che noi abbiamo attorno a noi è una povertà crescente, chi ha perso il lavoro, chi ha visto il proprio reddito ridotto, quasi azzerato. Alcuni segmenti di popolazione che si erano attestati ad una, diciamo, anche tradizione di attività, oggi devono ripensarla completamente. Pensiamo alla ristorazione, al bar storico, a quello che aveva la seconda, la terza generazione di famiglia, di negozianti, che oggi vede il proprio centro storico modificato perché il centro è diventato un po' un luogo off limit. Le trasformazioni hanno visto, e questa è un'analisi che noi abbiamo fatto in maniera molto puntuale, che c'è qualcuno più fragile di altri, e accanto alle fragilità a cui ci siamo sempre rapportati, segnatamente le disabilità o la mancanza di relazioni o problematiche di tipo personale, oggi abbiamo alcune categorie che possiamo definire più fragili. I giovani, con l'arresto di fatto dei contratti a tempo determinato, chi paga il prezzo più alto sono proprio le giovani generazioni, che fanno fatica ad entrare
nel mondo del lavoro, perché questo mondo del lavoro non li esclude, non li può accettare perché non ha oggi la certezza di quello che sarà domani. Le donne che nell'accudimento, in una mancanza di servizi che pure il Veneto ha in modo decisamente migliore di altre regioni affrontato, comunque scontano una difficoltà maggiore, e accanto al divario di reddito che era già noto anche prima di Covid, oggi il tema della cura dei minori, della cura degli anziani, del contesto familiare senza servizi penalizza la donna. E poi su tutti e trasversalmente il basso livello di scolarizzazione. Ecco perché queste fragilità e questi bisogni personali e di comunità devono essere letti. Ha detto bene il dottor Romano, noi oggi stiamo facendo questi webinar un po' per fare il punto e per confrontarci tra di noi. Io li ritengo estremamente utili e cerco di ascoltare molto, ma dall'altra è quello che ci fa lanciare lo sguardo su che cosa sarà la prossima programmazione. Covid non è per sempre, grazie a Dio, ma quello che noi dobbiamo guardare è quale sarà il futuro nostro, sapendo con la piena consapevolezza che non torneremo al magnifico passato, se di magnifico possiamo parlare, ma dobbiamo invece traguardare rispetto ai nuovi bisogni, perché di questo stiamo parlando, ad una dimensione che il pubblico governo, le scelte che devono essere fatte in termini di priorità, di programmazione, di strumenti, devono oggi leggere a quale Veneto vogliamo. Allora, quale Veneto vorremmo? Certamente sull'innovazione sociale si potrà spendere la parte più dinamica delle politiche pubbliche, ma anche delle politiche private. Il Veneto è sempre stato un laboratorio di pubblico-privato insieme. Pensiamo che quello che viene chiamato oggi welfare territoriale di secondo livello, qui da noi è il radicamento del volontariato, è la larga partecipazione della bilateralità quando parliamo di mondo del lavoro, è l'accantonamento di risorse che era una forma di risparmio un tempo, noi nascevamo con la cassettina della cassa di risparmio, ma che oggi deve guardare ad un'altra forma di protezione, perché stiamo invecchiando come popolazione e il primo grande tema, che anche se non riusciamo ad affrontare qui oggi, deve essere la priorità per l'Italia e per il Veneto, è quello della natalità. E con natalità diciamo maternità. E allora oggi ai papà, visto che Nuccio sicuramente è padre, non so gli altri che vedo qui, ma gli auguri perché oggi è la festa del papà. Non lo dico così per un passaggio, no, perché all'8 marzo se non fate gli auguri alle donne, le donne si scatenano come delle pazze. E io credo che oggi invece sia il ruolo nella società e anche quel ruolo di innovazione sociale che ci siamo un po' persi. Ci siamo un po' persi nella comprensione che gli strumenti della vita e della dimensione sociale hanno dei ruoli e questi ruoli devono essere messi nelle condizioni migliori per essere affrontati pienamente. Perché innovazione sociale per me oggi è questo, è servizi, è cultura, è consapevolezza che le pubbliche politiche devono poggiare su una scelta del privato sociale, privato partecipato, privato puro, di mettersi in una rete di servizi. Noi abbiamo fatto molto, e chiudo, nelle reti, nella costruzione di reti. L'abbiamo fatto quando abbiamo parlato di lavori di pubblica utilità, primi di altri, ma facendo quello che fanno in altre regioni d'Italia, dando la paghetta per non far nulla? No, con la cooperazione sociale principalmente, che raccoglieva i più fragili. L'abbiamo fatta con le reti dell'ICT, l'abbiamo fatto con l'investimento nella pubblica amministrazione per migliorare le competenze di un servizio che riteniamo al servizio della comunità che sta fuori. Lo facciamo pensando che i nuovi servizi parlino di professioni nuove, anche ibride. Ecco, io mi taccio e ascolterò con grande interesse, peraltro con la consapevolezza che anche, lo dico perché Campostrini quando mi ha illuminato sulla statistica, che io pensavo fosse una cosa fredda e di un'analisi numerica, invece scopriremo anche con il suo sguardo che analizzare ti dà anche la dimensione di dove sei e ti fa sentire meno disorientati.
chiudo così. Uno dei problemi principali della nostra società oggi è la fiducia. La fiducia nel futuro. Abbiamo anche smesso di pregare, io sono molto cristiana, quindi per me è più facile, magari per quelli che non hanno il dono della fede è più difficile, mi rendo conto. Però la fiducia è un elemento che riguarda le scelte della vita. E se in queste scelte della vita non mettiamo l'accompagnamento e quindi squisitamente, in questo caso, tornando a bomba, l'innovazione sociale, noi non cresciamo nella fiducia, che non è solo un'aspettativa personale, è una dimensione in questo caso di comunità. Quindi grazie per aver deciso di partecipare a questo webinar e poi rimettiamolo ancora a quel signore che ha trovato lavoro grazie a noi, perché questa è la motivazione vera per cui ci fa stare qui a noi Regione del Veneto. Grazie. Bene, grazie all'assessore anche per le parole che ovviamente estendo a tutta la struttura, perché insomma dietro chiaramente c'è il lavoro di moltissime persone. E beh, quando parliamo di questi temi devo dire che insomma noi dati ne vediamo tanti e non sempre si riesce a soffermarsi. E quando cominciamo a parlare di questi temi mi fa sempre impressione quando mi vado a leggere i dati sulle persone che sono in povertà o in soglia di povertà, sulle persone che non hanno un'abitazione o che non hanno un'abitazione stabile o su un tema che va molto in questo momento perché coinvolge tutti coloro che hanno in questo momento figli sono coinvolti in un problema enorme che è la didattica a distanza, in cui ci rendiamo conto magari su una cosa così che sembra piccola, no? Di avere una connessione, di avere dei computer, del fatto che c'è una vera e propria, per molte famiglie c'è una vera esclusione digitale. E su questo, insomma, lo voglio dire, nel nostro così piccolo abbiamo cercato di fare qualcosa, cercando di aiutare magari le famiglie più numerose, ma è un problema che effettivamente poi quando ci troviamo ad affrontare anche un po' la sintesi di quello che abbiamo fatto in questa programmazione, ma con uno sguardo a quello che faremo, devo dire, così mi colpisce sempre al di là delle statistiche ufficiali, dei numeri ufficiali, perché poi dietro ognuno di queste percentuali non è una percentuale, dietro ognuno c'è una famiglia, una persona. Allora, in sintesi, che cosa abbiamo fatto proprio in pochi numeri nella programmazione, insomma, non è conclusa, ma che si avvia alla conclusione. Insomma, abbiamo cercato di fare molte cose, anche cercando di innovare gli strumenti. Qui vedete un po' di numeri, strumenti diversi per avere per ogni persona con una certa difficoltà uno strumento adeguato, quindi con una composizione di strumenti e di pacchetti, diciamo così, componibili a secondo della difficoltà delle persone. Quindi un primo strumento, quello diciamo per le persone con maggiori difficoltà, ed sono appunto le azioni integrate di coesione territoriale. Come vedete abbiamo insomma raggiunto un numero abbastanza importante di 3.400 persone. Abbiamo fatto un intervento per gli assistenti familiari per 400 persone e poi anche con altri fondi, con il fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, abbiamo raggiunto insomma 8.000 persone. Poi abbiamo fatto interventi con dei bandi in qualche modo sperimentali, con dei progetti innovativi per sperimentare nuovi modelli e strumenti di inclusione sociale e realizzare interventi di innovazione sociale con 3 dimensioni dello sviluppo sostenibile, economico, sociale, ambientale. Il tema dello sviluppo sostenibile in questo momento va in qualche modo collegato a come uscire da una crisi che adesso speriamo a livello sanitario si avvia alla conclusione, ma una crisi economica e sociale che rimane tantissimo, con un tema ambientale che forse è rimasto in quest'ultimo anno un po' nascosto, ma i prossimi anni dovranno coniugare insieme competitività che dobbiamo riacquisire, la componente ambientale, ma il tema dell'inclusione e dell'inclusività è fondamentale. E quindi questi sono due interventi che hanno visto lavorare anche molti soggetti pubblici e privati, tantissimi partner, come vedete, per
cifra complessiva dei due interventi di 6 milioni e mezzo e di circa 6.300 destinatari. Qui in mezzo abbiamo inserito un tema molto importante, che è quello dei nostri giovani che vanno all'estero, ma che poi vorremmo che in qualche modo tornassero anche nel territorio. E poi uno sguardo alla nuova programmazione. Purtroppo i nuovi regolamenti stanno un po' slittando, ma avevamo avviato un confronto partenariale che avevamo chiamato Verso il Veneto 2030. Questi ormai sono stabili, sono i 5 obiettivi di policy che credo siano ormai abbastanza noti. Qui c'è ovviamente una questione molto importante: le risorse dell'inclusione sociale aumenteranno in maniera importante e anche le risorse che avremo come Regione Veneto. Ormai insomma siamo nella fase di discussione, o meglio diciamo discussione accesa tra Stato e Regioni, e anche tra Regioni, perché poi in questi momenti insomma non si guarda un po' in faccia a nessuno, tutti fanno gli interessi per avere più risorse possibili, però diciamo che avremo più risorse nella prossima programmazione, sia per quanto riguarda il POR FSE, che si chiamerà FSE Plus, che per quanto riguarda il FESE. Quindi questo sicuramente è importante, perché ovviamente le risorse non sono tutto, perché ci vogliono le strategie e ci vuole una visione, ma sicuramente le risorse sono necessarie. Questa slide è solo per un accenno, perché quello che stiamo facendo è di avere una maggiore integrazione, più convergenza tra i due fondi. Come sapete, il fondo dell'FSE Plus sostiene l'obiettivo di Policy 4, che è un'Europa più sociale, e quindi l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, e contribuisce anche al raggiungimento degli altri obiettivi di policy che vedete: un'Europa più intelligente, più verde, un'Europa più vicina ai cittadini, e questo ovviamente anche in particolare relativamente alle misure di riduzione della povertà e dell'inclusione sociale. Qui alcuni concetti che l'assessore anche ha richiamato. Abbiamo sempre lavorato in questi anni per una idea di inclusione sociale come inclusione sociale attiva, quindi intervenire e sostenere le persone e le famiglie in difficoltà per portarli ad essere attivi nel mondo del lavoro, e quindi non soltanto come politica passiva, ma sempre con una focus sulla attivazione, quindi sulle politiche attive. E poi l'ultima, anche se qui ancora insomma non si è concluso, ma insomma ci siamo, solo con le slide ovviamente le avrete, insomma solo un po' per capire come passeremo, anzi, perché è ancora in corso, dalla programmazione attuale, dall'obiettivo tematico 9 alla programmazione 2021-2027. Rimane il tema dell'inclusione attiva. Ci sono alcune nuove priorità, che è quella dell'integrazione socio-economica dei cittadini di paesi terzi, di promuovere maggiormente l'integrazione socio-economica, di migliorare l'accesso paritario e tempestivo ai servizi di qualità sostenibili a prezzi accessibili. Questo direi che è un tema su cui bisogna lavorare abbastanza. Promuovere l'integrazione sociale, questo c'era già, delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, e contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale. Quindi ci sono delle modifiche abbastanza significative, diciamo, si apre il ventaglio degli interventi di quello che possiamo fare, ma ovviamente poi bisognerà fare delle scelte che saranno delle scelte politiche, ma che terranno conto del percorso di partenariato che faremo nel territorio, perché come sapete la programmazione europea deve nascere dal basso, e quindi è giusto che sia così, ma ovviamente le scelte saranno necessarie, perché poi la Commissione europea ci chiede giustamente di fare interventi che siano con impatto rilevante e misurabile sul territorio, perché poi, come sapete, i risultati vengono giustamente misurati e valutati. Chiudo qui questo, spero, breve intervento, e adesso cedo la parola a Stefano Camposini, che ringrazio, a cui cedo la parola. Grazie. Grazie dottor Romano, e buona giornata a tutti. Allora adesso condivido un attimo il mio schermo.
Dovreste vedere il mio schermo. Sì, le confermo che vediamo lo schermo, grazie. Perfetto, vado in modalità schermo intero così vedete meglio. Allora, la riflessione che sono stato invitato a fare questa mattina è su un tema a me molto caro, che è quello dell'innovazione sociale. Cercherò di partire da alcuni aspetti definitori, perché se ci mettiamo d'accordo sulle definizioni, e credo che questo sia un momento abbastanza importante, anzi ringrazio l'assessore e ringrazio il dottor Romano di aver promosso questi momenti, non è per piaggeria, ci credo molto, cioè, abbiamo davanti una programmazione in un momento molto difficile, approfittiamo di queste, fra virgolette, pause forzate che ci impone il momento per iniziare già a riflettere e partendo dai grandi temi senza aver paura di riflettere sui grandi temi, perché ci mettiamo d'accordo su quelli, dopo è più facile anche fare la programmazione. E dunque oggi mi permetterò di fare nella prima parte soprattutto un po' il professore, cioè cercare di proporre e vedere se questa definizione può essere condivisa, è una definizione di innovazione sociale. Spiegherò anche perché secondo me su questo concetto, che può essere un concetto chiave, soprattutto se aggiunto a un'altra parolina che vedete sullo schermo, che è quella di governance, può essere veramente una strada. Io personalmente sono convinto e cercherò anche di spiegare il perché, una strada che può portare forti benefici. Perché ci troviamo non solo in un momento molto particolare, certamente la pandemia ha enfatizzato alcuni dei problemi che già avevamo davanti. Le sfide le avevamo davanti, mi fa piacere che l'assessore le abbia anche ricordate alcune di queste, cioè abbiamo una vita più difficile determinata da famiglie più fragili che devono occuparsi, con pochi giovani che devono occuparsi di tanti vecchi, ad esempio, ma abbiamo delle fragilità che sono drammaticamente aumentate. Si potrebbe dire che il detto piove sul bagnato è particolarmente vero. Io dico sempre il virus è democratico, nel senso che questo maledetto virus veramente può essere preso da tutti, però gli effetti che produce il virus non sono democratici, neanche un po'. Ha avuto, e lo stiamo leggendo, non abbiamo ancora i dati dello scorso anno, però diciamo che le sensazioni non sono più che sensazioni, sono evidenze che la povertà che avevamo precedentemente si è consolidata e sono entrate delle nuove povertà e dunque le fragilità sono aumentate. Ecco allora la sfida qual è? La sfida è di occuparsi di questo territorio pensando a che cosa possiamo fare per il futuro e pensando nella consapevolezza, e credo che questa sia un'impostazione che vorrei dare alle mie riflessioni, nella consapevolezza che tutto ciò che verrà, siamo molto felici della nuova programmazione e anche sul fatto che a me non piace chiamarlo Recovery Fund, ma mi piace chiamarlo Next Generation. Finalmente abbiamo fatto un patto sociale a livello europeo di investire sul investimenti che possono dare maggiori certezze a quelli che fino ad oggi purtroppo, e anche l'Italia non fa eccezione, sono stati forse i più bistrattati, cioè i giovani. Ma bisogna stare attenti, perché sono investimenti. Investimenti non pagano i servizi, non pagano le spese correnti e di questo bisogna essere consapevoli, ma non pagano neanche le belle esperienze. Non possiamo permetterci di finanziare, secondo me, delle belle esperienze. Dobbiamo permetterci di finanziare delle belle esperienze che a fine finanziamento siano in grado di produrre qualcosa, siano in grado di sostenersi da sole e anzi un po' richiamando la parabola dei talenti, quei talenti che dopo ne producono altri, riescono a moltiplicarsi.
Secondo me questa è una possibile strada e cerco di spiegare perché. Allora, partiamo dalla definizione di social innovation. Vi dico subito, in letteratura all'inizio del secolo si voleva quasi abbandonare questo termine perché si dice è un termine troppo vago, troppo difficile da definire. Dopodiché invece è tornato e adesso è molto di moda, io temo sempre alle mode, ed è contrapposto in un certo senso alla business innovation che dovrebbe essere tesa al profitto. In realtà come molti sanno, io sono uno di quelli che invece cerca di unire questi due mondi. Comunque, iniziamo a dire che cosa non è, almeno secondo me. Non è a una qualsiasi innovazione, soprattutto di carattere tecnologico, che avviene nella società. Cioè, una visione un po' troppo allargata, secondo me distorta e distorcente di innovazione sociale, è quella che dice è un'innovazione, è probabilmente, possibilmente anche bella tecnologica nel sociale, è innovazione sociale. No, non è questo, perché sennò qualsiasi app rivolta nel sociale potrebbe essere innovazione sociale. Il concetto di social innovation è un concetto un po' più profondo. E allora riportandomi un po' anche quello che la letteratura scientifica a riguardo, sociologica soprattutto a riguardo, propone, mette assieme il concetto di innovazione sociale con un concetto che per me è fondamentale, quello di cambiamento sociale, cioè è un'innovazione che provoca un cambiamento sociale, un'alterazione all'interno di una qualche struttura sociale. Allora, cercando di fare sintesi, vi propongo una definizione che, torno a ripetere, se condivisa ha diverse implicazioni, soprattutto per la programmazione, perché intanto dice se investiamo in innovazione sociale non investiamo su quello che vi esemplificavo prima, cioè sulle app piuttosto che qualche tecnologia utile al sociale. Ma innovazione sociale è un'idea, un progetto, un intervento, mi piace l'idea perché ci tornerò fra un attimo, in grado di produrre con convincente evidenza un cambiamento sociale, cioè una modificazione nelle norme sociali, nelle pratiche, nei comportamenti e nei meccanismi di relazione, e dunque non qualcosa semplicemente che cambi il mio modo di fare le cose. L'assistente sociale che si relaziona utilizzando strumenti tecnologici, no, cambia il modo di relazionarsi. E l'altra caratteristica fondamentale è che deve essere positiva sul vivere della collettività. Cosa significa essere positivo? Beh, positivo vuol dire che va incontro a soddisfare bisogni collettivi, rendiamoci conto che questo termine, anche questo è importante, aumentando complessivamente la qualità della vita e secondo me oggi, tenendo in testa il mondo valoriale entro il quale ci muoviamo, secondo me è ben definito dall'Agenda 2030, quella dello sviluppo sostenibile, e la prospettiva non può che essere di sostenibilità. Allora, un paio di riflessioni a partire da questa definizione. Uno, perché uno potrebbe dire, beh, innovazione sociale la posso giudicare solo ex post, cioè se mi ha comportato dei cambiamenti consistenti, allora è un'innovazione sociale. Se il telefonino, al posto di diventare un telefonino, tutti lo adottano per fare altre cose e che non sono telefonate, va bene, allora è un'innovazione sociale. È troppo tardi, non è una programmatoria. Noi se dobbiamo finanziare progetti, dobbiamo programmare interventi, dobbiamo pensare a queste idee, allora non ancora interventi realizzati, e dobbiamo dire, ma queste sono in grado di produrci innovazione sociale? Ecco quel termine che secondo me è molto importante. Devono avere una convincente evidenza di essere in grado di produrre un cambiamento. E questo è un motivo di riflessione. Allora, innovazione sociale dunque è questo tipo di idea che produce un cambiamento. Ma come favorire
l'innovazione sociale. Questo credo che possa essere uno dei temi sui quali riflettere e confrontarsi anche con i partenariati. Abbiamo capito che abbiamo nuovi problemi, abbiamo capito che abbiamo nuovi bisogni e dunque necessariamente dobbiamo avere nuove risposte. E questo secondo me sintetizza abbastanza bene il nostro bisogno di innovazione. Allora, perché abbiamo bisogno di innovazione? Beh, se stessimo bene, non abbiamo bisogno di innovare. E il problema è che è un momento di cambiamento complessivo del mondo, lo era già prima della pandemia, un momento di grande accelerazione, è un momento dunque in cui sono presentati nuovi problemi, nuovi bisogni, in cui il mondo dei servizi non era in grado di dare risposte. Perché? Perché ragionavano in una logica lineare e invece, puff, le cose cambiano. Allora bisogna un cambiamento, mi piace il termine inglese disruptive, che distrugge il passato e fa fare un salto. Questa è l'innovazione. Dunque abbiamo bisogno di innovazione. Come favorire l'innovazione? Beh, probabilmente bisogna ripensare ai meccanismi di governo del territorio. Dobbiamo riconoscere, e credo che nell'introduzione dell'assessore mi tranquillizza un po', perché allora non vado troppo fuori dal seminato e non sono troppo innovativo neanch'io. Bisogna riconoscere che abbiamo una pluralità di soggetti. Non può essere un soggetto che propone, altri soggetti che agiscono. Cioè anche il meccanismo dell'ente pubblico che dà le regole e poi gli altri fanno è un meccanismo che non può funzionare, non funziona. Bisogna adottare probabilmente nuove logiche, e le nuove logiche ancora una volta ci vengono suggerite da esperienze e da riflessioni che arrivano dalla letteratura. Cioè entrare in una logica in cui non c'è una programmazione fatta da qualcun altro e qualcuno che dopo la mette a terra e la realizza, ma si parla di coproduzione, e un termine che mi piace ancora di più è co-creazione, perché co-creare significa leggere assieme, decidere assieme quali sono gli obiettivi e su questi adoperarsi. E dunque, se volete, guardando al passato, dobbiamo superare quella che è la catena del finanziamento, erogazione del servizio, ma significa mettersi assieme, ognuno mantenendo i propri ruoli, il privato come privato, il privato sociale come privato sociale, l'ente pubblico come ente pubblico. Io credo che l'innovazione sociale può farsi da veicolo di mutamento di questo sistema, e anche, lasciatemelo dire, di un sistema valoriale, perché nel momento in cui si condividono gli obiettivi significa si crea valore. Allora, perché tutto ciò non resti astratto, volevo partire, mettere a terra queste definizioni, questi aspetti definitori, queste riflessioni di carattere generale con un esempio. E vi porto un po' distante, vi racconto un esempio, e ve lo racconto molto volentieri perché l'ho vissuto. Io da una ventina d'anni, forse anche di più, ho una collaborazione stabile con ricercatori che lavorano ad Atlanta, e dunque mi sono trovato a partire dagli anni 90 a frequentare questo posto. Vi racconto un po' la città di Atlanta per chi non la conosce, ci ha conosciuto ai tempi delle Olimpiadi, ma è una città che da certi versi per un europeo è una città pazzesca, perché ha triplicato, pensate, negli ultimi 30 anni, io vivo a Venezia che si trova dimezzata la popolazione, invece questa l'ha triplicata in soli 30 anni. È la classica città americana, molto dispersa, e se non hai un'auto praticamente non riuscivi, e dopo vi spiego perché uso il termine del passato, non riuscivi neanche ad andare a comprare il pane. L'idea, l'innovazione, che era idea, ma guardate bene, questa è partita da uno studente di un master in urbanistica. Si è accorto, prendendo una mappa di Atlanta, che c'era un percorso ferroviario che in realtà potenzialmente poteva collegare quelli che sono gli unici
luoghi di respiro di questa grande città, che sono questi grandi parchi. Atlanta è stata costruita praticamente in una foresta e pezzi di questa foresta sono rimasti e sono parchi anche molto grandi alcuni, in diverse zone della città. E l'idea di questo studente di una quindicina di anni fa è stata quella di dire: ma se noi colleghiamo questi, aumentiamo quella che è un'identità cittadina, ma soprattutto li rendiamo più fruibili, più accessibili e forse più persone possono parteciparsi. Vado subito sui risultati. Questo è stato fatto. E dopo vi spiego come, cioè è interessante il racconto del come è successo questo. Quali sono i risultati? Beh, creazione e consolidamento di un'identità collettiva. Dove c'è questa belt line, dove ci sono questi parchi che sono stati collegati, beh, la gente non solo li utilizza per andare al parco, ma li utilizza per esempio per spostarsi. Vedi i ragazzini che vanno a scuola in bicicletta, cosa impensabile, e posso testimoniare perché durante il mio sabbatico ho vissuto un paio di mesi da quelle parti. Potevi muoverti dappertutto, potevi andare a fare la spesa in bicicletta o a piedi, andare a teatro e via dicendo. Dunque c'è stata una modificazione sostanziale, eccolo qua, dopo torniamo ai discorsi definitori, li vediamo come sono stati applicati. C'è stata una modificazione sostanziale del modo di vivere, del modo di relazionarsi, che prima avveniva solo per cellule cittadine e invece avviene un po' come nelle piazze europee, italiane in modo particolare, avviene alla luce del sole. Ricercatori ovviamente hanno studiato diversi effetti, diversi impatti su questo, per esempio anche i livelli di salute di chi viveva nelle aree accessibili di questa belt line sono migliorati in maniera sostanziale, in maniera radicale. Questa è a destra, vedete Atlanta, pensate che quello grande circolo, specie di anello anulare, si direbbe se fossimo a Roma, loro chiamano il perimeter, è 160 km per percorrerlo tutto, dunque per darvi un'idea. E nella parte centrale è invece quella che vedete in verde, è questa belt line che vedete la foto, è già è stata costruita, è stata portata e tanto per farvi capire quanto il sabato mattina per esempio viene utilizzata, c'è traffico addirittura. Allora, proviamo a analizzare molto velocemente questo caso per ritornare un po' alle teorie. Dunque, è un'azione partita dal basso, un'idea. È diventata progetto come questa idea inizialmente era stata presentata al sindaco di Atlanta, che ha detto: ma tu devi essere pazzo, come tipicamente succede, magari non è stato neanche ricevuto, non lo so. Ma il passo successivo è stato di contattare il privato sociale. C'erano gruppi di cittadini che si occupavano dei parchi pubblici e avevano costruito un paio, 2, 3 associazioni di cittadini che si prendeva cura del parco pubblico. Naturalmente quest'idea è piaciuta moltissimo e dunque è diventata un obiettivo condiviso. Lo hanno, coinvolgendo alcuni privati, hanno realizzato un pezzettino e a quel punto, visto il successo, si sono messi praticamente tutti attorno a un tavolo, si è costituito un comitato, non so come lo chiamino loro, della belt line e eccolo qua, ci sono trovati gli obiettivi condivisi. Obiettivi condivisi sia dai diretti interessati, sia da una serie di altri stakeholder, di portatori di interessi, per esempio quelli che avevano i terreni vicino e dunque con investimenti. Queste sono case nuove che non erano, questa foto qua, se non sbaglio, è proprio di una zona che era una zona abbastanza dimenticata, periferica, se vogliamo, problematica per diversi motivi. Chiaramente la gente questi nuovi cittadini che andavano a vivere a Atlanta, davanti all'opportunità di andare a vivere in una maniera più sana, più bella,
più vivibile, eccetera, tutti hanno cercato di andare a vivere vicino a queste beltline e dunque si è costruito più beltline, ci sono stati investimenti privati, si è costruito di più e gli stessi privati che avevano guadagnato vendendo i terreni, vendendo le costruzioni, dopo hanno contribuito a costruire ulteriormente altri pezzi di questa beltline. Allora, ricordiamo la definizione. Questo è uno dei tanti esempi, è partito da quello che viene chiamato rigenerazione urbana, ma io vorrei che provaste a declinare questo esempio come altri interventi che possono partire dal basso. Quello della rigenerazione urbana forse è più facile da capire perché intervieni su una cosa che apparentemente è poco importante, semplicemente un parco, l'utilizzo di un parco, eccetera, ma lo intervieni, questo è interessante, intanto uno, creando obiettivi comuni e anche obiettivi alti, cioè sul modo di vivere, sulla qualità della vita, cambiamo il modo di vivere di questo pezzo di città. Su questo crei molte risolvi o dai un aiuto a risolvere molti dei temi citati di inclusione, anche di partecipazione e di posti di lavoro sono stati creati in questi luoghi. Ma come lo fai? Lo fai ancora una volta quando non c'è stato il comune di Atlanta che ha messo 10 miliardi di euro. C'è stato di dollari, ma c'è stato un movimento che è partito dal basso, poi riconosciuto anche a livello dall'alto, che ha creato una governance, ecco qua il termine governance, cioè la governance non è semplicemente il governo, ma è il governo di reti di soggetti che si mettono assieme per un obiettivo comune. Allora, in questa parabola io vedo veramente diverse opportunità per il lavoro che abbiamo davanti, di proporre, ricercare idee che possono essere innovazioni sociali e che possono dunque produrre quei cambiamenti che oggi vediamo necessari. Io mi fermerei qui, avevo anche un altro esempio preparato sulla Scozia, ma credo che sia più che sufficiente per dare un po' l'idea di questa proposta e piacerebbe invece dopo semmai tornare se ci sono domande o quant'altro per condividerla un po'. Ecco. Grazie dell'attenzione. Bene, grazie per il suo Campostrini, veramente molto interessante, insomma, varie cose su cui riflettere sia noi che ovviamente insomma, le molte persone che sono collegate in questo momento. Allora passiamo al secondo intervento, quindi cedo la parola adesso a Marco Riva, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, spero che vediate già anche lo schermo che dovrei aver condiviso. Sì, grazie. Ok, perfetto. Bene, allora intanto buongiorno, grazie per l'invito. Io vi parlo da Torino e cercherò di portarvi insomma un po' di esperienze. Sono diciamo oltre 10 anni ormai che mi occupo di innovazione sociale come consulente, sono libero professionista, ho lavorato sia con enti pubblici che con enti privati, per cui diciamo posso provare a raccontarvi alcune esperienze tra quelle che ho fatto. Mi piace ripartire da una frase che ha detto il professore poco fa. All'inizio del suo intervento lui ha detto non dobbiamo finanziare solo belle esperienze. Ecco, questa è stata forse una delle cose che più di tutte ho portato avanti in questi anni nei vari lavori che ho fatto e che adesso provo a raccontarvi. Il tema dell'innovazione sociale è non solo far nascere delle belle esperienze, ma cercare di far sì che queste belle esperienze diventino sistema, producano effettivamente un cambiamento stabile nella gestione ordinaria dei servizi e del nostro modo di vivere insieme. Allora, ho provato ad elencare qualche caratteristica del nuovo modello di innovazione sociale.
Intanto l'innovazione nasce dalla contaminazione, dalla collaborazione, dall'ibridazione, dal valore condiviso. Questo è stato già detto molte volte questa mattina. Prima il professore parlava di co-creazione. L'innovazione nasce da lì, non nasce solo dalla spinta di qualcuno. L'innovazione in tanti casi magari nasce dalla ricerca. Ma l'innovazione sociale nasce dalla contaminazione, dal mettere insieme competenze, e questo è un primo elemento che dobbiamo tenere sempre molto ben presente. Non si innovano i prodotti, solo i prodotti, i servizi, ma si innovano cose nuove, cioè si innovano i ruoli, le relazioni, le norme, i valori. Per produrre innovazione sociale c'è la necessità di avere degli ecosistemi fertili. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo a che fare con luoghi, con comunità, con relazioni tra le persone, e noi dobbiamo provare ad innovare tutti questi elementi per poter creare questo cambiamento sociale. Non basta diciamo, introdurre un elemento innovativo e poi, come dire, sperare che generi da solo i propri frutti, ma dobbiamo creare, diciamo, degli ecosistemi, cioè dei sistemi di relazioni tra le persone che possano produrre questo cambiamento. C'è una evidente interdisciplinarietà ed eterogeneità. L'innovazione sociale non saprei bene dove incasellarla. Quando ho lavorato, qui mi anticipo una delle proposte che poi vi racconterò, quando ho lavorato per la Regione Piemonte, nel mettere in piedi una grossa strategia di innovazione sociale, sostanzialmente io lavoravo per 4 assessorati. Perché l'innovazione sociale è trasversale a tantissime dinamiche. Coinvolgimento di quelli che vengono definiti gli end user, o meglio dei cittadini, cioè quello che solitamente nelle politiche sociali è inteso come il beneficiario e quindi diciamo un soggetto passivo, nell'innovazione sociale deve diventare un soggetto attivo. Anche qui sono, diciamo, alcuni elementi un po' teorici, ma poi provo, diciamo, nel descrivere alcuni casi concreti a provare a raccontare come in alcuni casi questa cosa è successa effettivamente. E l'innovazione sociale, infine, diciamo, ha il grande obiettivo di creare impatto. Che cos'è l'impatto? Anche qui si aprono 1000 possibili parentesi. L'impatto, ecco, deve avere queste 3 caratteristiche: deve essere intenzionale, deve essere misurabile e deve essere addizionale. A lato ho messo anche una definizione data dall'Ocse, in cui appunto si dice che l'innovazione sociale va incontro, no, a bisogni sociali in una maniera differente, è orientata al futuro, quindi guarda sempre verso il futuro, ed è basata sulle relazioni, aperta, collaborativa e partecipatoria, per cui deve essere sempre un processo inclusivo e mai, diciamo, un'innovazione solo portata avanti da qualcuno. Proviamo a questo punto a parlare di politiche per l'innovazione sociale, perché qui l'obiettivo di oggi è quello di capire come le politiche, no, possono incentivare la nascita di innovazione sociale. Intanto con quali obiettivi? Gli obiettivi sono molteplici e sono quelli di affrontare sfide sociali emergenti e persistenti, proporre un nuovo modello di crescita economica che deve essere abbinata all'inclusività e alla sostenibilità. Il terzo punto, pensate quanto sia importante in questa fase, no? In questa fase in cui siamo tutti chiusi nelle nostre case, è sviluppare resilienza nelle comunità, cioè far sì che le persone possano avere gli strumenti per risolvere i propri problemi. Anche qui vi farò un esempio che credo possa rendere l'idea. Chiaramente il grande tema del lavoro non è escluso, in particolare per le fasce svantaggiate. Migliorare in generale i servizi pubblici, rendendoli più aderenti agli effettivi bisogni della popolazione. E poi è stato detto già prima anche dal professore, no? Quello di cambiare la governance, cioè cambiare il rapporto che c'è tra l'istituzione e i cittadini.
creando in questo caso anche un maggiore senso di fiducia nelle istituzioni pubbliche. Provo a dare uno sguardo anche al contesto europeo. L'innovazione sociale in questi anni ha avuto, diciamo, molta attenzione anche nelle politiche europee. Scusate, sono andato troppo avanti. Ecco, in particolare ho provato a classificare alcune tipologie di politiche per l'innovazione sociale. Allora, la prima è quella di, diciamo, promuoverla per cercare di raggiungere alcuni obiettivi specifici, obiettivi sociali, per cui welfare sostanzialmente. Allora, in questo caso ci sono stati molti programmi europei, il programma EASI, il programma Progress, che hanno avuto come obiettivo, ad esempio, la riduzione della povertà, la riduzione delle discriminazioni, la disoccupazione. La seconda macrocategoria è forse quella più importante, quella che sicuramente anche quantitativamente ci sono maggiori esempi, ed è quella, diciamo, di adottare delle politiche che consentano di creare le condizioni di base, no? Prima si diceva ci vuole un ecosistema fertile, quindi creare le condizioni di base perché l'innovazione sociale si possa sviluppare. Quindi, ad esempio, tutto il tema del supporto all'impresa sociale, tutto il tema della finanza all'impatto sociale, tutto il tema del migliorare il capacity building, cioè le capacità delle persone e il networking, e tutto il tema dei centri per l'innovazione e delle attività di ricerca e sviluppo. Ultimo, promuovere innovazione direttamente all'interno del settore pubblico, per cui anche qui attraverso iniziative di capacity building, attraverso iniziative di sostegno anche alla creazione di gruppi intermedi. Questo è in estrema sintesi quello che ha fatto e sta facendo la Commissione europea, in generale l'Europa, in tutti i vari programmi messi in campo. E allora ho provato, diciamo, a declinare alcune lezioni apprese, diciamo, dalle varie esperienze che abbiamo avuto in Italia e all'estero. E provo a raccontarle così. Allora, l'innovazione sociale intanto è necessariamente trasversale, per cui mettere in campo una politica di innovazione sociale, il primo passo da fare è quello di abbattere muri e barriere tra diciamo, dipartimenti stagni. Stiamo parlando di una tematica trasversale tra molti settori. Seconda cosa, quello dell'ecosistema abilitante. L'abbiamo detto, favorire le condizioni di base perché si possa sviluppare dal basso. Terza cosa, l'avete detto in apertura del workshop, l'importanza delle partnership pubblico-private. In questo campo sono ovviamente fondamentali. Quarta cosa, lavorare sull'intensità delle connessioni, proprio per favorire la collaborazione, sia a livello locale che a livello extralocale, quindi extra regionale, internazionale. Quinto, investire sul capitale umano. Io lo metto sempre davanti al tema di usare la tecnologia. Usare la tecnologia è importante, l'innovazione sociale può sfruttare le nuove tecnologie, anzi forse deve sfruttare le nuove tecnologie, ma partire dal capitale umano. Sesto, concentrarsi sui luoghi. I luoghi per me sono una cosa fondamentale. Senza dei luoghi specifici dove l'innovazione possa avvenire è molto più difficile. Vi farò un esempio di diversi centri per l'innovazione sociale che stanno nascendo un po' in tutta Italia. Settimo, cercare sempre la replicabilità delle idee e dei modelli, per cui provare a sperimentare in un luogo, ma pensando già come poi questa cosa si può amplificare, no, in altri contesti. Ultimo, il valore è sempre nella comunità, per cui andiamo a cercare il valore nelle persone, nella comunità, cercando di creare valore dalle relazioni sociali. Vi porto due esempi, sono due esempi molto diversi, sono due esempi a me cari perché sono due cose su cui ho lavorato direttamente con due cappelli diversi nelle mie varie esperienze, per cui diciamo ne parlo come dei figli. No? Oggi poi è la festa del papà, io ne ho uno di là che sentivo piangere poco fa, ma questi sono degli altri figli per me. Allora, il primo è, parlavamo di luoghi.
E allora, questi sono tutta una serie di luoghi nati in varie parti d'Italia, vedete una mappa, sono centri per l'innovazione sociale, hub territoriali, chiamiamoli, possiamo chiamarli in modi diversi e si chiamano in modi diversi sulla base, diciamo, della genesi che hanno avuto. Sono tutte operazioni di partenariato pubblico-privato, dove sono sempre coinvolti dei soggetti privati. Vedete là sopra il logo di Fondazione Giacomo Brodolini, che in questo caso, nell'esempio che vi racconto, è il soggetto privato che ha animato, anima e gestisce questi spazi, insieme a regioni, comuni anche. Sono spazi in cui creare questo scambio tra generazioni, tra giovani e tecnologie. Sono spazi in cui lavorare, cercare nuove opportunità di lavoro, imparare a utilizzare le nuove tecnologie, ridurre le distanze tra le persone. Sono spazi dove nascono nuove imprese, quindi dove si incubano nuove imprese, si aiutano i giovani che hanno delle idee a provare a metterle in campo. Sono spazi in cui si aiutano magari le associazioni e si aiuta il terzo settore a crescere, a diventare un po' più vicino al mondo dell'impresa e l'impresa invece a diventare un po' più vicina al mondo del sociale. Questi sono alcuni degli spazi che ho visto nascere, che ho contribuito insieme a tante altre persone a far nascere, e sono operazioni molto spesso nate dall'ente pubblico. 3 di queste immagini, quella in alto a destra è Modena, le due in basso, quella in basso a destra è Piacenza e l'altra, quel bellissimo teatro, è Ferrara, invece quella in alto a sinistra è Torino. Sono tutte operazioni di rigenerazione urbana, innanzitutto. Prima il professore ha raccontato un bel esempio di Atlanta. Queste sono tutte operazioni che sono state fatte negli ultimi anni qui da noi, queste sono in Piemonte e in Emilia Romagna. Sono tutte ex qualcosa, vedete l'ex Teatro Verdi di Ferrara, l'ex Chiesa del Carmine di Piacenza, l'ex centrale elettrica di Modena e l'ex fabbrica Incet di cavi elettrici di Torino. Sono tutti spazi che erano abbandonati da molti anni, che sono stati dalle regioni restituiti alla cittadinanza attraverso appunto una loro totale ristrutturazione e poi sono stati dati in gestione a un soggetto privato e molti partner, perché sono sempre operazioni che devono essere fatte, diciamo, con tanti soggetti da portare a bordo. Però diciamo, in particolare questo soggetto privato diciamo, si è assunto la leadership di queste operazioni e sono tutti spazi in cui oggi stanno crescendo nuove imprese. A Milano a Fabric, che forse fu il primo a nascere nel 2014 se ricordo bene, sono state incubate oltre 100 imprese a vocazione sociale. Sempre a Milano è nato il Milano Luis Hub con l'Università Luis, dove vengono anche qui incubate imprese e studiate le nuove tecnologie della manifattura digitale, e poi tutta questa grande operazione fatta in Emilia Romagna, dove ne sono stati aperti molti, qui sono i primi 5, e un'operazione simile si sta ripetendo nella regione Lazio, dove anche qui si apriranno altri 4 hub prossimamente, dedicati in particolare al tema del lavoro. Come dicevo prima, il tema dei luoghi è fondamentale, è qui che si crea quell'innovazione, è qui che si creano quelle connessioni, no? Sono gli spazi di coworking. Pensate anche a tutto il tema adesso dello smart working, questi spazi come possono diventare post-Covid davvero, no, uno spazio di resilienza delle comunità. Vado veloce perché credo che il tempo stia per esaurire e vi racconto l'altro pezzo invece a cui tengo. Regione Piemonte, 4 assessorati, vi dicevo prima, abbiamo lavorato qui siamo dal 2015 al 2019 quando abbiamo messo in piedi questa strategia chiamata We Care, ed era proprio una strategia che partiva esattamente dalle parole del professore nel suo intervento precedente. Non finanziamo solo belle esperienze,
Per cui, come leggete qui, la strategia intende declinare l'innovazione sociale all'interno delle politiche dell'amministrazione dei servizi. Cioè noi ci siamo detti, non finanziamo solo piccole esperienze, ma cerchiamo di finanziare una strategia globale in cui mettiamo insieme una marea di attori, e leggete sotto i numeri, sono stati 10 bandi, 20 milioni di euro, oltre 250 enti coinvolti, più di 10.000 cittadini coinvolti nella co-creazione di questo programma, il tutto volto a portare l'innovazione dentro il sistema. Per cui abbiamo lavorato, ad esempio, con i servizi sociali di tutta la regione, per cui 30 servizi sociali. Vi racconto un'esperienza che secondo me, appunto, partire proprio da un caso concreto rende ancora di più l'idea. Alba, siamo nel Cuneese, i servizi sociali di Alba, che hanno partecipato al programma WeCare della Regione Piemonte e vinto uno dei tanti bandi che sono stati fatti, hanno messo in piedi un progetto sulle case, su 2 quartieri un po' fragili, un po' difficili, quartieri dove c'è una prevalenza di case popolari, e si è sperimentato un approccio in cui l'assistente sociale, invece di andare a cercare di risolvere i problemi, ha cercato di far sì che fossero le persone stesse a risolvere i propri problemi. Prima il professore diceva: non basta un assistente sociale che usa la tecnologia, ma dobbiamo cambiare il modo di relazionarci. Allora lì è stato fatto esattamente questo, cioè sono state create delle comunità di cittadini in cui sono state sperimentate delle semplici, magari banali anche, ma molto efficaci buone pratiche. 4 mamme che si mettono d'accordo per accudire i figli l'una dell'altra, un gruppo di anziani che si mettono d'accordo per curare il giardino davanti e organizzare. Pensate quest'estate quanto è stato utile questo esperimento fatto quando non c'erano tutti gli estate ragazzi, no? A causa del Covid, sono stati organizzati dalle persone stesse nei cortili delle case tutte le iniziative per far giocare i bambini tra di loro, per quanto si poteva, no? Diciamo, sta funzionando, è possibile farlo, diciamo, partendo da quelle lezioni apprese, partendo da, diciamo, dalle cose che abbiamo provato a raccontare. Questa è stata una strategia composita, no? Tante azioni diverse in cui c'era appunto la parte di servizio pubblico, vi ho raccontato questa, ma chiaramente questa azione è stata gestita insieme al terzo settore, insieme alle imprese del territorio, insieme alle comunità direttamente. Grazie, vi ringrazio, insomma sono a disposizione per ogni domanda. Bene, grazie. Grazie Marco Via, veramente molto, molto interessante anche insomma l'esperienza di altri territori che guarderemo con attenzione. Allora, intanto grazie ai relatori. Adesso ci sono già delle domande che poi distribuiremo insomma sia all'assessore che ai nostri 2 relatori. Se avete domande, quindi avete ancora tempo per farle, le potete inserire. Vi ricordo poi nel frattempo che tutti i materiali, le slide le pubblicheremo sul sito fse1420.regione.veneto.it e che appunto venerdì prossimo, 26 marzo, sempre alla stessa ora, faremo un terzo webinar che riguarderà le nuove competenze per il lavoro che cambia. Allora, direi che possiamo partire con la prima domanda e siccome le abbiamo sostanzialmente assegnate ai relatori, se il relatore cortesemente legge la domanda e poi brevemente insomma fa un intervento di risposta. Io partirei con il professor Campostrini. Aiuto, non vedo la domanda. E allora partiamo con la Faccio io? che Faccio io che sono la prima della classe, sono riuscita anche ad attivare la telecamera nel frattempo. Allora, la domanda è l'ho trovata, vai, no, Campostrini, adesso hai perso il signore, assolutamente, anche se ti ringrazio è la mia festa, ma prima del signore. Grazie. Allora, la mia domanda è: l'integrazione tra politiche sociali,
del lavoro urbane e tra risorse del pubblico e del privato appare una strada ineludibile per promuovere innovazione sociale. Sarà possibile pensare in modo innovativo anche alle modalità di governance delle iniziative, mettendo i presupposti perché tali integrazioni siano attuabili? Questa domanda è molto opportuna e anche molto di visione, cioè in sé ha già la risposta e un po' credo di averla anche annunciata dicendo che cos'è il Veneto nella sua tradizione di animazione del territorio. È molto privato e alle volte è stato nel laissez-faire, lo dico in modo elegante, ma insomma in una totale subalternità della cosa pubblica lasciato andare, con episodi peraltro molto, molto positivi di integrazione tra pubblico e privato, molte fondazioni, pensiamo a tutto quello che riguarda l'accudimento degli anziani o anche dei bambini, le scuole dell'infanzia paritarie nascono dal privato, nascono da fondazioni del territorio, nascono dalla generosità, dalle donazioni. Oggi il volontariato rappresenta larga parte di servizi che altrimenti avrebbero un costo, anche per via di una sostenibilità sociale che è quella che ci deve far misurare. Prima il dottor Romano diceva c'è la parte di sostenibilità ambientale, è stata un pochino lasciata in quest'ultimo anno sullo sfondo. Noi dovremmo essere in grado di comprendere che il concetto di sostenibilità, come è stato peraltro ben declinato anche dall'intervento che mi ha preceduta, è una sostenibilità a tutto campo. Allora, alla risposta, sì, necessariamente dovremmo essere in grado di fare molta più integrazione. Lo dico con uno sguardo alla prossima programmazione. Il dottor Romano è chiamato anche in una riorganizzazione della macchina regionale ad essere a capo dei fondi plurali, non solo del fondo sociale o del FESR da un'altra parte o dal fondo di coesione e sviluppo o da ciò che verrà. Le politiche devono essere di forte integrazione, con al centro, rispetto a una declinazione anche diciamo molto veneta, i luoghi. Nell'intervento precedente c'è stata una elencazione di begli esempi di hub sociale. Allora gliene lascio uno tutto veneto, però tutto privato. L'ex fabbrica Pagnossin, vicinissimo all'aeroporto Canova di Treviso, era un'ex fabbrica di ceramica. Guardi, purtroppo a me è toccato chiuderla come assessore al lavoro perché aveva smesso la sua produzione. Chilometri quadrati, direi, non solo metri quadrati di spazi. Lì la parte pubblica ha programmato delle ciclabili, è diventato un po' il centro delle ciclovie del cicloturismo del Veneto, con peraltro una declinazione anche molto culturale, perché sono le ciclovie del turismo sulla cristianità e quindi sui luoghi della cristianità del Veneto, che uniscono Venezia a Padova con Treviso. Il cicloturismo in Covid ha avuto una crescita esponenziale anche di produzione. Nel frattempo si sono prodotte molte più biciclette anche in Veneto e dico che la sostenibilità, in questo caso economico, dei posti di lavoro in quell'ambito è particolarmente significativa. La rigenerazione di quel luogo, di quell'ex fabbrica, è in capo all'imprenditore che l'aveva acquisita, che ne ha fatta una fondazione dove all'interno ci sono spazi espositivi dell'arte e insiste in particolare l'Università IUAV di Venezia. Bella storia, vero prof? Che la vedo che fa così con la testa. La prossima volta racconterà anche questa e non solo quelle dell'Emilia e della... Sto guardando il sito mentre parlo, molto bella, non la conoscevo. Che cosa faremo lì nell'idea progettuale invece di una contaminazione dei luoghi rispetto alla risposta? Dovremmo essere più capaci di esserci come politiche pubbliche di governo, di avere una finalità un po' più ordinata di quella che è tipicamente veneta. Il Veneto fa alla voce a seme far, che per quelli che veneti non sono, vuol dire lasciatemi fare che sono in grado di far da me. Noi oggi dobbiamo avere una maggiore capacità di condivisione, compresi i luoghi della rigenerazione urbana. Venezia, per arrivare a un'altra citazione, sempre in questo caso pubblica, non della regione, con Studying in Venice, che è un'idea progettuale delle università di IUAV e di Ca' Foscari, ha deciso di rigenerare la città con studenti e professori, anche professori visitatori, perché Città di Venezia era diventata, purtroppo per un lasciare fare,
un luogo del turismo mordi e fuggi che ha depauperato la nostra città, che l'ha fatta diventare anche che l'ha desertificata, perché chi aveva un appartamento a Venezia aveva un po' il tesoretto, andava a vivere magari a Mestre, affittava quello stesso appartamento con gli Airbnb una settimana a 2000 euro, per cui l'insegnante della scuola elementare che aveva il ruolo a Murano non riusciva a trovare un appartamento vivibile. Il professore universitario che voleva magari venire a fare un'esperienza a Venezia e venire a vivere la città, non a vivere a Marghera, perché quando vieni a Venezia vuoi stare a Venezia, gli studenti che scelgono Venezia non solo per la bontà e l'eccellenza di Ca' Foscari, che nel rating internazionale è molto elevato, o del prestigio di UAV, che è un'architettura che oggi sta parlando di design rivolto alle imprese, e anche questa è sostenibilità, vuole stare a Venezia. Allora i luoghi e le città devono diventare il nostro paradigma. Noi, il genius loci della nostra cultura classica, come lo decliniamo oggi? O diventiamo solo i luoghi della sostenibilità economico-finanziaria? Io non lo credo. Io credo che la sostenibilità, per abusare, e uso per l'ultima volta questo termine, sia proprio quello di una innovazione sociale declinata sull'accompagnamento delle persone, della famiglia e della loro realizzazione nell'aspettativa di vita. Questo è il massimo a cui tendo, e per fare questo noi dobbiamo fare un coordinamento molto più spinto delle programmazioni, perché ciò che è mancato al Veneto dagli anni 50 ad oggi è stata la programmazione. Beh, se vuoi adesso intervengo io, perché la domanda che mi è stata posta è proprio su questo ultimissimo tema. La leggo. Le risposte possono essere costruite se saremo in grado di integrare le politiche economiche e sociali del lavoro e i conseguenti processi, strumenti di attuazione. Quali inneschi possono accelerare l'integrazione delle politiche in una logica di sviluppo di comunità? Allora, tanto mi vogliono bene lo stesso, lasciatemi essere chiaro e provocatorio. Se aspettate che i politici si mettano d'accordo per fare delle politiche integrate, potete aspettare, secondo me, un tempo molto lungo, molto lungo. E non ce l'ho con i politici, ce l'ho solo con i processi, perché sono i processi della società. I politici sono specchio dei processi che avvengono. Se vogliamo essere disruptive, se vogliamo essere dirompenti, dobbiamo pensare ai processi che necessariamente partono dal basso. Dopodiché ci saranno i modi per coinvolgere i diversi pezzi, i diversi responsabili delle diverse azioni politiche. Mai come oggi io credo che dobbiamo partire dal basso. Questo non significa che dobbiamo partire da soli, e credo che l'esperienza anche un po' più recente dei finanziamenti FSE non è che è andata solo nel finanziare progetti che si occupavano solo di un pezzettino di interesse dell'assessore Donazzan piuttosto che di un altro assessore. Credo che dobbiamo sfruttare, ecco qua, anche il finanziamento, visto che questo è il luogo in cui stiamo parlando oggi, per produrre un'azione multi-stakeholder dal basso, e che è talmente vincente che dopo coinvolgerà a sua volta i diversi pezzi delle diverse amministrazioni. Questo processo di cambiamento è un processo nel quale dobbiamo prima di tutto crederci noi, società civile. Scusate se faccio questo invito ai molti che so essere collegati oggi e che vengono da questo mondo, ma mi sto convincendo, soprattutto in questo momento in cui abbiamo visto le debolezze del nostro sistema paese, dalla politica, ma non solo dalla politica, dalle strutture, c'è l'autoriconoscimento nel momento in cui nelle slide che ci ha fatto vedere il dottor Romano dice uno dei punti principali è quello di rafforzare la capacità della pubblica amministrazione di rispondere, vuol dire che oggi non ce l'ha,
Dunque, riconosciamo che partiamo da queste debolezze, ma non possiamo aspettarci che sia i soggetti deboli che ci danno le opportunità di integrare. No, non può succedere questo, almeno non può succedere oggi. Io mi auspico che possa succedere domani. Ecco, allora, credo che nell'esempio che vi presentavo di Atlanta, cioè creare dei luoghi, in quel caso era un luogo fisico, ma ci possono essere dei luoghi anche non necessariamente fisici, in cui alcuni soggetti si mettono insieme, condividono gli obiettivi, ed ecco qua la progettualità dei fondi sociali che possono darci una mano per metterci assieme, ma poi basta, il fondo deve finire, cioè, e devono essere i soggetti che creata questa casa comune, dentro quella casa comune vanno avanti e cercando di condividere risorse, che forse è uno degli aspetti più difficili, perché inizialmente nessuno ci crede, cioè tutti dicono sì, certo dobbiamo farlo, dopo quando devi dire beh, la persona che lavora per me non lavora più per me, ma lavora per il progetto del quale che è proprietà di diversi soggetti, qui inizia a esserci qualche problemino, e guardiamoci allo specchio, i diversi amici che ci stanno ascoltando. Dobbiamo forse fare anche dentro le nostre istituzioni, che siano pubbliche, cooperative, che siano private, che siano un po' di cambiamento di mentalità. Dobbiamo mettersi tutti. Non escludiamo nessuno, l'università, anche questo ha dei ruoli di suggeritore, ma anche noi dobbiamo fare i nostri cambiamenti per essere un po' più vicini ai territori. E allora, partendo da queste vere e proprie sperimentazioni, ecco perché io credo nell'innovazione sociale, perché è quella che ti produce cambiamento, è quella che ti produce modi diversi, modi nuovi di lavoro, anche del pubblico di lavorare. L'abbiamo sentito da quando ci raccontava Marco, e anche dall'esempio che ha portato l'assessore. No? Credo che questa sia una prospettiva certamente molto interessante, certamente, almeno appunto in questo frangente, io non ne vedo altre. Per questo vi dica, io non ne vedo altre, perché se aspettiamo, torno a ripetere, che venga dall'alto verranno sempre silos, finché le cose non cambiano, mentre probabilmente dal basso qualche visionario c'è, e dopo su questo processo io sono uno di quelli che dovrebbe stare dietro, perché bisogna lasciare molto spazio ai giovani, molto spazio ai giovani. Grazie Stefano. Allora, siccome ci sono diverse domande che vi abbiamo assegnato, però diciamo 3-4 domande sono sostanzialmente sul coordinamento, sulla governance, su rapporto tra soggetti pubblici e privati, attori diversi. Quindi chiederei sia a Stefano che al dottor Riva, e se vuole anche al assessore Donazzano, magari sinteticamente di rispondere, anche aggregando eventualmente le risposte alle diverse domande. Ce ne sono poi invece una o due che sono più particolari. Grazie. Chi vuole, magari direi adesso dottor Riva se... Sì, se volete faccio un passaggio io, anche proprio a partire da quello che diceva il professore, no? Nell'esempio che facevo prima di Alba, una delle cose più complicate era proprio condividere anche le persone, no? In quel caso erano 5 enti diversi, di cui uno pubblico e 4 privati, che hanno messo insieme un team di persone che dovevano lavorare insieme su quel progetto. Hanno preso un project manager esterno alle 4 organizzazioni, in maniera tale che fosse quel project manager esterno a coordinare le risorse, ma chiaramente è molto complicato, no? Per un'organizzazione dire, cioè quando si parla di collaborazione e condivisione significa anche proprio queste cose qui, non è solo, come dire, no, facciamo delle riunioni insieme, no, cioè hanno messo insieme risorse umane, e per cui la risorsa umana non era più coordinata dal suo capo ma da un altro. È un po' più complesso, no? Chiaramente. Allora, leggo velocissimamente le domande, molte hanno a che fare con questo, no? Come diceva il direttore. Allora, due in particolare su WeCare dicevano: da chi è stato coordinato il programma WeCare, e l'altra era: può approfondire il modo in cui garantire il coordinamento e governance, ad esempio in WeCare. Allora, WeCare è stata un'iniziativa voluta da 4 assessori che hanno deciso di prendere una persona
che in quel caso ero io, che non era un dipendente della Regione Piemonte, ma appunto era un consulente esterno, hanno deciso di affidare a me il coordinamento di quella strategia. C'è stata una volontà politica molto forte, c'è stato un coinvolgimento di tutti gli assessorati, quindi in particolare WeCare era appoggiata su due fondi anche, non l'ho detto, ma era appoggiata in buona parte sull'FSM, un pezzo anche sul FESR, per cui c'è stato il coinvolgimento delle due autorità di gestione, dei vari dirigenti. È stato un processo lungo la costruzione, cioè ci abbiamo impiegato, io ho iniziato a lavorarci nel 2015, l'atto di indirizzo è arrivato nel 2017 e i bandi sono poi usciti nel 2018 e 2019, per cui diciamo sicuramente un processo di genesi lungo che però è servito anche per creare quelle condizioni, no? nel sistema, per cui la strategia è stata poi coprogettata sui territori, abbiamo fatto decine e decine di incontri in giro per tutta la regione, proprio per, diciamo, coprogettarla insieme, co-crearla insieme con tutti gli attori del territorio. Poi chiaramente il coordinamento, le fila le ha tenute sempre la regione, no? Per cui adesso i progetti sono in corso, perché appunto i bandi, gli ultimi sono stati del 2019, per cui adesso i progetti molti sono ancora in corso e diciamo le redini vengono tenute dall'assessorato alle politiche sociali, che è stato diciamo poi tra i 4 l'assessorato che ha poi preso diciamo la gestione in particolare delle principali misure. Leggo ancora velocemente l'altra, che era una bella domanda su cui meriterebbe un workshop intero. Dice: innovare vuol dire rompere alcuni schemi tradizionali e tentare nuove strade per produrre impatti positivi. Parte dell'innovazione è il processo di fallimento e di riadattamento dei processi in corso di realizzazione. Quali strategie possono favorire questo processo adattivo? Io dico sempre che il fallimento non è il contrario del successo, ma è una parte del successo. Io ho visto tantissime start-up innovative nella mia vita, questo è diciamo, il principale mestiere che ho fatto, e non ne ho vista nessuna arrivare al successo senza prima aver sperimentato un po' di fallimento. Ma diciamo fallimento si deve accompagnare sempre ad un'altra parola, che è apprendimento. Per cui quando ero in Regione Piemonte e dicevo: guardate, delle 30 sperimentazioni sui 30 distretti del Piemonte che faremo, secondo me 20 falliranno. Io mi ricordo che le prime volte c'era la gente che si alzava dalle sedie, no? Diciamo: come falliranno? Cioè, soldi europei, non possiamo mica fallire, no? E dici: no, scusami, stiamo facendo innovazione, ti assicuro che alcuni falliranno, sono sperimentazioni. Cioè, se non osiamo, no? Ma questi fondi sono fatti per osare, no? Non per gestire l'ordinario, ma per sperimentare cose nuove, no? Allora quando si sperimenta, tante volte si sbaglia, no? Si va incontro ad errori. Il problema vero è se arriva solo l'errore e basta, no? E poi abbiamo buttato via tutto, allora sì che lì abbiamo sprecato risorse, no? Ma se quell'errore comporta anche la comprensione, no? Del perché abbiamo sbagliato e di quindi che cosa possiamo fare per correggere quella misura e riadattarla, allora quello non è un buttar via soldi, no? Cioè è sperimentare delle cose che poi, diciamo, producono degli esiti più o meno positivi. Lì c'è un grande tema di come monitorare questi esiti, no? E quindi capire quelli positivi come poi farli diventare sistema per tutti e quelli negativi invece come modificarli e riadattarli, ecco. Però è un pezzo del processo il fallimento. Riprendo un secondo un'altra domanda io, visto che sul tema della connessione fra diverse anime avevo già parlato, dunque risposto a 2 o 3 domande che erano di fatto tutte su quello. C'è una che praticamente, altro tema a me caro, mi stimola. Promuovere la resilienza significa preparare le persone e le comunità ad affrontare i rischi del futuro, acquisendone consapevolezza e attivando le risorse per affrontarli. Sarà possibile ragionare sulle fasce di popolazione da coinvolgere nei progetti per poter operare in quest'ottica con uno sguardo più ampio rispetto alle classiche categorie di svantaggio?
se lo domandate a me, dopo ribaltiamo la domanda anche all'assessore, ma ce l'ha fatto toccare con mano il Covid. Cioè, parlare di singoli problemi non ha senso, bisogna parlare di fragilità, bisogna puntare a risolvere le fragilità, e le fragilità sono, certamente si esprimono in maniera personale, ma state ben attenti che sono spesso a livello territoriale, a livello di gruppi. Dunque, dobbiamo, come anche l'aspetto di salute deve passare dagli individui alle collettività, l'aspetto sociale ancora di più, perché il singolo problema non è il problema del minore, non è il problema del disabile, non è il problema dell'anziano, è il problema del contesto, perché in un contesto che favorisce una integrazione sociale, una collaborazione, un aspetto positivo, dove c'è ricchezza anche materiale, ognuno dei problemi che possono avere questi singoli soggetti è risolto di per sé. Allora il problema non è il problema del singolo disabile, non è il problema del singolo minore, non è il problema del singolo anziano, è un problema di fragilità in senso più complessivo. E forse aver imparato questo nuovo termine, questa resilienza, che non significa altro che la capacità di saper reagire rispetto a un, chiamiamolo trauma, che sia il Covid, la crisi economica causata dal Covid, che sia il momento di passaggio in cui ti trovi a avere un anziano che da risorsa diventa invece problema. Ecco, questo visto in una logica che guarda alle fragilità nel suo complesso e non alle singole, scusate, voglio essere particolarmente diretto oggi, alle singole sfighe, è un nuovo modo di pensare ai servizi sociali intesi. Dunque, non possiamo pensare che il lavoro sia indipendente dalla casa, sia indipendente da tutta la serie di altri oggetti di cui abbiamo parlato. Dunque, è chiaro che il tema dell'innovazione sociale, lo ha ricordato anche Marco non solo nei suoi esempi ma anche nelle sue riflessioni prima, si pone in maniera assolutamente disruptive anche rispetto a questo modo di pensare, perché guarda al cambiamento collettivo, guarda che cosa possiamo attivare per risolvere le fragilità piuttosto che curare i problemi. Allora, questo non significa che non vorrei essere frainteso, non significa che dobbiamo chiudere i servizi che danno una mano a chi ha problemi, per carità del Signore, però vorrei che imparassimo, e soprattutto questa nuova programmazione potrebbe essere una grande occasione, oltre che curare i sintomi, magari investire un po' di più nel lavorare sulle cause. Posso collegarmi io anche alle riflessioni che ha fatto il professor Campostrini, perché in effetti non è sul singolo, cioè sul singolo si risolve un problema, non si risolve il problema. Ed invece, così mi collego anche alla domanda che ritengo posta giustamente a me, ed è questa. La domanda centrale è il ruolo del pubblico, ovvero quanto bisogna, virgolette, educare la politica e i politici ad un vero nuovo approccio a questi temi per favorire una vera innovazione sociale, punto di domanda. Allora, c'è un po' una parte di risposta, io la condivido con Campostrini quando dice, intendiamoci, se noi ci aspettiamo che la politica, i politici, aggiungo io, sono la fotografia della società, punto. Poi hanno una responsabilità in più perché devono assumere decisioni, e se le decisioni sono sbagliate gli effetti saranno devastanti. E se ritengono di rincorrere per arrivare così anche a delle provocazioni singolo problema, avranno un voto in più. Se risolvono il problema, scriveranno la storia.
Allora, quanti politici hanno questa ambizione, cioè di affrontare la storia e non affrontare il voto in più? Domandona finale, perché io credo che la classe politica, io sono di lungo corso, quindi diciamo che posso averla vista in larga parte, sono un'appassionata di politica e quindi posso fare qualche distinguo tra la Prima Repubblica, quella seconda che non c'è stata, la terza che è imbarazzante per impreparazione e mancanza di visione. Allora, se la società riesce ad essere quanto più possibile di stimolo e anche di emersione dei problemi che non siano solo il singolo bisogno, e quindi il tirare la giacca e affrontare il singolo problema, il singolo aspetto, allora sapremo educare la politica, perché io sono convinta che maggiore formazione sia necessaria e fondamentale per coloro che devono poi assumere delle decisioni, perché il decisore politico è lì, anche se lo riteniamo ignorante, anche se lo riteniamo inutile, anche se lo vogliamo così espungere, allontanare, ma è lì e assume le decisioni. Quando è sindaco su una zona industriale o una zona destinata a servizi, quando deve immaginare quali priorità per un singolo euro di bilancio, quando lo fa a livello regionale e assume delle decisioni su leggi magari giustificate dall'emozione del momento o dal caso singolo, o sempre più su, arrivando alla catena ovviamente che ci porta ad un quadro di riferimento comunitario dove la politica è stata quella diciamo di livello a tal punto assente che ne è diventata una tecnocrazia. Allora, va educata la politica? Decisamente sì, professori e esperti. Va educata perché assume decisioni che poi sono decisioni non eludibili, tracciano segni, piccoli o grandi. Quanta maggiore formazione e anche, io spero che qualche webinar del genere sia ascoltato, perché sennò noi ci rivolgiamo a una pluralità per cui riteniamo che il cittadino abbia un senso e quando diventa un professionista si debba parlare un linguaggio diverso. Io credo nell'organicità della comunità e anche della persona. Non sono diversa se sono Elena Donazzan che abita a Pove del Grappa dove la connessione non c'è e faccio l'assessore all'istruzione e pontifico sul fatto che la connessione sia la massima della rete della condivisione negli strumenti, perché sennò sono una pazza e faccio danni. Allora, riuscire a rendere consapevole la comunità e fare in modo che i politici, perché questa è la domanda, siano maggiormente responsabili e quindi più preparati, beh, questo è sarebbe già un'innovazione sociale, perché per il momento decidiamo i politici sulla base della più fantasiosa tra le selezioni. Voi prendereste mai in azienda qualcuno che è stato gettonato sulla rete perché ha detto una cosa? Prendereste mai qualcuno ad assumere delle decisioni, magari dovete andare ad operarvi a un ginocchio per la sua onestà piuttosto della sua bravura? Io lo vorrei onesto e bravo nel contempo, perché non è una dicotomia. Vorrei un professor Campostrini che è lì solo per amicizia o perché è molto preparato? Vorrei un esperto come il dottor Riva che poi viene, diciamo, coinvolto nella decisione pubblica perché è amico di qualcuno o perché è preparato? Allora, perché in politica questa cosa non deve essere la ragione per cui si assumono delle decisioni? Ecco, quindi io sono tanto convinta che i politici debbano studiare molto sui temi che sono proprio quelli della cosa pubblica, che è diverso dall'essere imprenditore, professore o esperto. Allora, siamo in chiusura, però abbiamo un'ultimissima domanda che io girerei al dottor Riva, però veramente gli chiederei 2 minuti, che sintetizzo. Ci sono linguaggi diversi, sanità, sociale, sociosanitario, lavoro, e interlocutori del territorio. La domanda è come coniugarli in modo ottimale. Penso, sì, assolutamente, è un tema che abbiamo affrontato tanto, perché i linguaggi ovviamente sono diversi. La prima cosa che mi viene da dire è che la differenza la fanno le persone, come sempre, e per cui, come dire, ci siamo trovati nella condizione di avere intanto una volontà di farlo, no? Quindi quando c'è la volontà di farlo, come dire, c'è già metà del lavoro è fatto. Poi bisogna farlo e sicuramente c'è stato, diciamo, un impegno da parte di tutti nel provare a costruire insieme questa strategia passo per passo. Quindi è stato un lavoro
di anni, ecco, non si fa, cioè se noi ci fossimo detti arriviamo domani mattina col documento pronto, non l'avremmo, cioè avremmo fatto probabilmente una cosa molto meno innovativa, ecco. Nel caso del Piemonte noi siamo partiti dalla costruzione di un documento che abbiamo chiamato Position Paper, su cui ci abbiamo lavorato credo 6 mesi o anche di più, coinvolgendo tantissimi esperti di tutti i campi, non solo del sociale, per cui appunto abbattendo un po' i muri, no? C'erano degli architetti che venivano a parlare di sociale, c'erano dei medici, c'erano degli imprenditori, c'erano di tutto e di più. Abbiamo scritto questo documento, diciamo, di strategia generale, siamo partiti dall'alto, per cui siamo partiti da come vorremmo vedere il welfare tra 20 anni, no? Quali sono le cose principali da toccare. Poi da lì l'abbiamo provato a distillare, abbiamo provato poi, diciamo, con tutti i vincoli che avevamo anche, no? Cioè rispetto ai fondi e alla programmazione che già c'era, per cui non stavamo programmando, c'era già la programmazione, per cui abbiamo utilizzato quello che c'era, abbiamo provato, diciamo, a declinare quella visione che era stata fatta e che poi era stata approvata, diciamo, questo position paper è stato poi approvato dalla giunta regionale, e appunto è stato dato poi il là alla strategia, sono state poi trovate le risorse, fatti i bandi, eccetera, eccetera. Però diciamo siamo partiti dalla visione generale, dalla condivisione di quella. Bene, grazie. Bene, grazie relatore, grazie all'assessore. Allora vi chiedo cortesemente, ci sono circa 200 persone ancora collegate, se restate collegati c'è il sondaggio oppure comunque vi arriverà via mail, quindi il weekend, visto che dovremo stare a casa, insomma il tempo ci dovrebbe essere, e a parte le battute, insomma vi ringrazio, mi sembra sia stata varie riflessioni molto, molto interessanti e vi aspettiamo al prossimo webinar. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie. Grazie, arrivederci.